Sono andata a fare la visita dentro da sola, mia mamma è ancora in giro che cerca un parcheggio, penso. È impossibile. Un incubo. Sì, no, non siamo riusciti a trovare da nessuna parte, anche perché arrivi comunque qualche minuto prima, ma rischi di tardare la visita se non ti prendi minimo mezz'ora prima. Da dove arrivate? Da Bassano del Grappa. Noi arriviamo da provincia di Treviso, diciamo, San Polo di Piave. Non solo i padovani, sono i cittadini del Veneto che aspettano il nuovo ospedale di Padova Est. Ogni giorno sono migliaia le persone che si recano in via Giustiniani per cure ed esami e il risultato è quello che vi hanno appena raccontato. Difficoltà per arrivare, difficoltà per parcheggiare. Questa signora, auto lasciata davanti all'ingresso del Giustinianeo, aspetta un paziente, fatica a camminare, dentro non c'è posto. Storie di ordinari problemi e anche chi non ha problemi fisici sopporta. Questa mattina sono venuto alle 10, ho lasciato a Nazareth, lì in via, per andare a Nazareth l'auto, la vado a prendere adesso e praticamente mi costa 1,10 €, 1,20 € all'ora. Non mi avventuro neanche a cercare posto. Dopo la firma del preaccordo in regione, l'ospedale a Padova Est sembrava cosa fatta e invece 5 mesi ad aspettare e ancora il comune di Padova non ha ceduto le aree alla regione per partire. Problemi burocratici pare, ma intanto i cittadini attendono. Secondo lei sarebbe una cosa buona? Per noi che veniamo da Treviso sicuramente sì. Quindi sperate che lo facciano più presto? Magari. Si evita un po' il traffico del centro, diciamo. Secondo me sì, potrebbe essere una soluzione, insomma, soprattutto per chi non è della zona e viene da distante. Una telenovela, una telenovela.